Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa su Telecolor, anche oggi pronti a sfogliare, a leggere, ad approfondire le notizie dei quotidiani delle ultime ore, un racconto che cammina sulla politica internazionale, il piano dell'Europa per la tregua tra Russia ed Ucraina. C'è stato l'incontro a Ginevra, quindi oggi i giornali nazionali insomma spiegano, dibattono anche su questi temi. C'è ancora la storia della famiglia Del Bosco che spacca l'opinione pubblica e divide anche i giornali, la politica e la magistratura, per questa decisione appunto presa insomma dalla magistratura, dai magistrati, di allontanare. Ci sono state delle minacce appunto al magistrato che ha firmato questo provvedimento. E poi ieri insomma, per quanto riguarda i quotidiani regionali, la visita di Giuseppe Conte a sorpresa in Sicilia, appoggia la richiesta delle opposizioni di dimissioni a Renato Schifani, quindi al centrodestra, l'attacco al centrodestra, e alimenta insomma le polemiche sulle questioni che riguardano le inchieste in Sicilia. E poi tanto sport, il Catania torna in vetta alla classifica del campionato di Serie C, quindi ieri ha giocato, ha vinto 1-0 in casa contro il Latina. C'è anche ovviamente la vittoria dell'Italtennis, la vittoria della Coppa Davis, terza vittoria consecutiva, questa volta in casa a Bologna, con un piccolissimo retroscena che troveremo sui giornali. Allora cominciamo la nostra rassegna stampa dal Corriere della Sera, cominciamo con i quotidiani nazionali. Eccolo qua il primo titolo di oggi: Ucraina, un piano dell'Europa. Le controproposte della NATO che arrivano appunto da questo incontro a Ginevra. Le trattative, il giallo sul testo americano, Salvini che attacca ancora dicendo niente soldati a Kiev, se si pagano le ville. Il ministro delle infrastrutture e vice premier torna sulle questioni della corruzione, diciamo che si è alimentata con gli aiuti che sono arrivati appunto dagli stati stranieri. Oggi lo vedete di spalla in questo articolo, si chiuderanno, eccole qua, le elezioni regionali in 3 regioni che potrebbero essere, diciamo, potrebbero fare da termometro politico per le forze in campo, centrodestra e centrosinistra. Le regioni al voto, quindi Campania, Puglia e Veneto. Crolla l'affluenza, la sfida dei partiti. Qui vedete il grafico con l'affluenza, le urne si chiuderanno alle 11, poi subito dopo diciamo, exit poll e dati che arriveranno insomma da tutti i seggi, quindi vedremo come finirà. Domani ovviamente nella rassegna stampa lo racconteremo. Vedete centropagina invece l'Italtennis, terza Davis consecutiva, Italia superpotenza del tennis, gli azzurri trionfano senza Sinner, in realtà è questa la notizia. E poi il derby di Milano ieri ha visto trionfare il Milan, l'Inter sprecona e sfortunata. Pulisic segna, Maignan paga un rigore a Çalhanoğlu e il Milan vince per 1-0, ma il dato è che la Roma è da sola in testa alla classifica visti tutti i risultati. Questo è il racconto in pagina la prima pagina del Corriere della Sera. Andiamo a vedere la prima pagina invece di Repubblica, stesso titolo in apertura: Kiev, il piano europeo, a Ginevra controproposta dell'Unione Europea in 24 punti per la pace. Meloni, basta migliorare la bozza degli Stati Uniti. Il segretario di Stato Rubio, americano, dice sono ottimista. Trump se la prende con gli ucraini, dice sono irriconoscenti, ma attenzione perché la Russia è pronta a dire no a questo piano di pace. Vedremo come sapranno imporsi le superpotenze. Vedete qua di spalla: minacce alla giudice della famiglia Nel Bosco, bufera social con minacce e insulti contro la presidente del Tribunale dei minori che ha trasferito i 3 bambini della famiglia Nel Bosco in una comunità insieme alla mamma. Ieri l'incontro nella struttura protetta con il legale dei genitori. I bambini chiedono insomma quando torniamo a casa, per loro la casa appunto è quella Nel Bosco. Eccolo qua il piccolo retroscena insomma sulla vittoria dell'Italtennis a Bologna, la terza Coppa Davis. La Davis è di nuovo dell'Italia, super anche senza Sinner, lo sottolineano tutti, ma vedete questa foto, guardate qua, mentre festeggiano gli azzurri rompono la preziosa insalatiera, così è chiamato il trofeo. Guardate qua Matteo Berrettini, uno dei protagonisti di questa vittoria, uno dei campioni del tennis italiano, si mette le mani ai capelli e dice, sembra dire al collega: cosa hai fatto?
fatto, si è rotta la coppa, insomma gli altri sorridono, insomma un siparietto diciamo durante la premiazione. E poi vedete regionali ancora affluenza in calo, dal 7 al 13% la diminuzione dei votanti in Campania, Puglia e Veneto. Oggi, come abbiamo detto, urne aperte fino alle 15. Oggi ci saranno i funerali di Ornella Vanoni. Ieri la Camera Ardente per salutare la grande artista, era una di noi, dice chi ha partecipato, insomma, all'ultimo saluto a Ornella Vanoni al Piccolo Teatro di Milano. Questa è la Repubblica, andiamo a vedere la stampa, eccola qua, Europa, Stati Uniti, la spinta per la pace. Spunta una proposta alternativa di 24 punti a Ginevra, la Premier, andiamo avanti a vedere se Putin bleffa, questa è Giorgia Meloni, tensioni invece alla Casa Bianca, ufficialmente, leggiamo dal sommario, da ieri esiste un contropiano europeo sulla pace in Ucraina, anticipato dai media inglesi, ma subito precisato un aspetto, però per evitare interpretazioni fuorvianti circolate per qualche ora. Secondo l'agenzia Reuters, che ha pubblicato integralmente il testo, si tratta di 28 punti, esattamente lo stesso numero della proposta di Donald Trump, che hanno una natura emendativa. Questo vuol dire che il piano americano è la base di partenza, come ripetono da 72 ore tutti i leader. E allora andiamolo a vedere questo piano americano, lo vediamo e lo prendiamo dal Corriere della Sera, anzi vediamo il piano americano, che è questo in alto con i 28 punti, vedete l'ultimo è il cessate il fuoco, che dovrebbe essere conclusivo dopo che tutti avranno accettato le proposte, e il primo invece la sovranità dell'Ucraina da confermare, punto di partenza assoluto per sedersi al tavolo con la Russia. L'altro piano qual è? Quello dell'Unione Europea, riparte dalla sovranità, chiude con il cessate il fuoco, ma dentro ci sono appunto alcune questioni che devono essere dibattute e accettate soprattutto dalla Russia. Si parla, e questo è il piano, diciamo il punto più importante, delle terre di confine che non devono essere violate e devono essere appunto non occupate ad est, quindi al confine con la Russia. Da qui si parte, vedremo cosa succederà. Parla la Meloni, dice: ho sentito Trump, è pronto a migliorare il piano, quindi questo piano insomma sarà in qualche modo diciamo elaborato anche dall'amministrazione americana, quindi la Meloni si mette al centro di questa trattativa, si pone come leader internazionale in questo caso. E poi però la brutta notizia di tutto questo racconto è che secondo i falchi del Cremlino le proposte sarebbero irricevibili. Putin non si è espresso sul negoziato in Svizzera, ma i blogger bocciano qualsiasi emendamento preparando il niet del leader. Vedremo come andrà a finire. Andiamo a vedere altre prime pagine, vediamo i quotidiani politici. La pace in Ucraina per il Giornale, mai così vicina, svolta nel summit in Svizzera, gli Stati Uniti aprono alle richieste di Kiev e dell'Unione Europea, paga la linea Meloni, e questo è il racconto che fa il Giornale, quotidiano vicino al centrodestra. Ancora un altro quotidiano vicino al centrodestra, Libero, blitz all'alba di Giorgia Meloni su Trump, chiamata del Premier alle 5 del mattino, ora di Washington, per mediare sull'Ucraina tra Casa Bianca ed Europa. Non mi interessano le critiche, dice la Premier italiana, noi lavoriamo, insomma in questo caso lavoriamo perché la pace si avvicini, quindi l'Italia, titola Libero, è decisiva. E poi il caso della famiglia Del Bosco, qui c'è uno schieramento, diciamo, si schiera la politica di centrodestra contro i giudici e a favore della famiglia, perché quegli educatori falliti che vogliono giudicare la vicenda dei bambini appunto tolti alla madre, quindi lo scontro con la magistratura in questo caso. E poi l'Abruzzo e la ricerca di un mondo a parte, c'è tutto un mondo che gira attorno a questa famiglia, questo modo di vivere, i naturisti li chiamano, adesso vedremo anche in pagina. Eccola qua la Verità,
se non siete intelligenti vi possono togliere i figli. Battaglia del papà nel bosco è un caso politico-culturale. In Danimarca lo Stato leva già la prole se la madre non passa un test, non è più un'ipotesi così assurda neppure qui dopo le scelte del Tribunale dei minori dell'Aquila. C'è da battere il Grande Fratello in famiglia. E poi la questione che riguarda appunto la Russia e l'Ucraina, il conflitto tra Russia e Ucraina. Meloni tiene insieme Stati Uniti e Unione Europea sull'Ucraina, forse adesso si farà la pace. Vedete come spingono nel racconto, i quotidiani, il racconto è positivo verso appunto il governo di centrodestra, i quotidiani che evidentemente sono vicini al centrodestra. Vediamo cosa titolano gli altri. Il Fatto Quotidiano, eccolo qua: l'Unione Europea boicotta il piano di Trump. Ecco un'altra lettura diversa, più originale. Zaleschi manda a trattare 2 fedelissimi implicati nello scandalo, quindi sui 28 punti tregua e truppe NATO al fronte. Questo è il racconto del Fatto Quotidiano, mentre eccolo qua, il Domani, colloqui Stati Uniti-Ucraina positivi. Questo lo dicono ovviamente gli emissari dell'Unione Europea. Rubio è ottimista, Rubio, il sottosegretario di Stato degli Stati Uniti, parla appunto di un successo, mentre Donald Trump attacca invece gli ucraini dicendo: ascoltate, veniteci incontro su questo piano, perché siete, come abbiamo letto su altri quotidiani, se no irriconoscenti. Vediamo velocemente qualche quotidiano economico. Il Sole 24 Ore, la flat tax apre con questo tema oggi: per i dispendendi risparmi IRPEF a 2 miliardi nel 2026, e poi ancora pochi lavoratori giovani nella cultura, e questo è un tema che riguarda l'occupazione. Vediamo Italia Oggi, che diciamo in qualche modo apre con la questione che riguarda l'accesso ai portali per adulti online solo con età comprovata. Per l'accesso ai siti per adulti, in futuro anche per i social, gaming e per l'intelligenza artificiale, serve la certificazione della maggiore età da parte di un soggetto terzo, ed ecco come fare, spiega il quotidiano dei professionisti e delle imprese, che in qualche modo sottolinea e testimonia che si lavora per una stretta diciamo anche fisica determinante, diciamo, per limitare l'accesso a tutti ai contenuti che circolano liberamente su internet. Vedremo come finirà. Questo è un dibattito, insomma, culturale, etico, che è montato già da diversi anni e che sta trovando proprio in questo momento, diciamo, grande forza, grande veemenza. Ci fermiamo, una piccola pausa, poi torneremo per il racconto dei quotidiani regionali. Ancora ben trovati con la nostra rassegna stampa nella seconda parte del nostro racconto. Adesso cominciamo a sfogliare i quotidiani regionali, che appunto hanno tutti in prima pagina la visita del presidente, l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che è arrivato in Sicilia per trascorrere una domenica a Palermo, prima con gli attivisti, i deputati regionali del Campo Largo, gli attivisti del Movimento 5 Stelle, in una manifestazione sotto il murales di Falcone Borsellino, diciamo, a corroborare, a rafforzare la richiesta di dimissioni delle opposizioni al presidente Schifani, quindi le accuse al centrodestra dopo le inchieste che sono piombate diciamo, prepotentemente nel racconto della politica siciliana. E poi nel pomeriggio l'incontro al Teatro al Massimo organizzato da Antimafia 2000, dove appunto si sono trovati sul palco tanti esponenti tra magistrati, attivisti e politici che quotidianamente lottano contro la criminalità e contro la mafia. Possiamo vedere, eccolo qua, il Giornale Sicilia, prima pagina di oggi: rebus primarie, Conte rinvia, regione opposizione divise sui candidati, il leader glissa, poca gente al sit-in di Palermo.
Qui si apre appunto la questione delle primarie, cioè della scelta del candidato, di un candidato credibile, trainante per il centro-sinistra che dovrà affrontare le regionali tra 2 anni, quindi diciamo Conte in qualche modo lancia la campagna elettorale. E poi il capo del Movimento 5 Stelle all'attacco contro Schifani dopo le inchieste, rilanciata la mozione di sfiducia. Il centrodestra è sconnesso, dice il centrodestra di Conte, è sconnesso alla realtà. E poi sempre da Palermo è caccia alla pista di skate, caccia ai responsabili del raid alla pista di skate, si tratta di una baby gang, adesso si cerca di trovare, le forze dell'ordine cercano di trovare i responsabili di questo agguato, di questa aggressione. In pagina ovviamente trovate anche le notizie di sport, la Coppa Davis con Berrettini e Supercobolli e con Cialanoglu che sbaglia un rigore, quindi il racconto del derby, il racconto della Serie A, con tutte le partite che si concluderanno, lo ricordo, oggi nei posticipi, ce ne saranno 2, uno al pomeriggio e uno in prima serata. Questo è il Giornale Sicilia, andiamo a vedere la Gazzetta del Sud. Palermo, Conte brucia i tempi e dà il via alla corsa elettorale, ancora più esplicito in questo titolo invece la Gazzetta del Sud, manifestazione del Movimento 5 Stelle a Palermo con i possibili candidati alla presidenza del 2027, alla presidenza della regione ovviamente, chieste le dimissioni di Schifani, rinviato il derby con i democratici. Questo governo è sommerso dagli scandali, deve andare a casa, dice Giuseppe Conte. Poi ovviamente le notizie di cronaca politica internazionale, le controproposte europee che abbiamo letto nei quotidiani nazionali, ancora le notizie di sport con la Coppa Davis e il campionato di Serie A, e poi ancora il racconto del calcio, in questo caso di Serie D, visto che il Messina milita appunto nel campionato di Serie C, così come l'Igia Virtus, squadra di Barcellona Pozzo di Gotto, e il Milazzo. Ancora andiamo a vedere in pagina, eccolo qua, Conte guarda le regionali e anticipa la campagna elettorale, questa in pagina del giornale, anzi scusate, la Gazzetta del Sud. L'ex premier a Palermo ha chiesto le dimissioni di Schifani, cominciato il derby tra i possibili candidati per il 2027, anche il renziano Faraone nel campo largo, e qui la foto di Faraone con Giuseppe Conte, eccolo qua, Faraone a Palermo. Botte e risposte invece tra l'ex premier e la maggioranza, sprechi e mangiatoia e l'attacco di Giuseppe Conte, la replica, dice sei scollegato dalla realtà, la replica è affidata appunto diciamo, a tutti quei parlamentari che in qualche modo sono stati tirati in ballo nel discorso dell'ex presidente del Consiglio. Questa è la pagina politica del Gazzetta del Sud e quindi anche del Giornale Sicilia. È divertente questo articolo questo è l'articolo che tratta dei comuni che non pagano l'acqua, quindi giro di vite sulla distribuzione. Il caso scoppia ad Agrigento, dove Siciliacque rivendica un credito da, pensate, 22 milioni di euro, vuole ridurre del 75% l'immissione in rete della risorsa idrica, ma altri enti locali sono a rischio, insomma tutti i territori che in qualche modo hanno a che fare con la carenza idrica. Dicevo, divertente invece questo pezzo che troviamo sulla Gazzetta del Sud, nelle pagine di Messina, quel confine serio e ridicolo che passa lungo il ponte sullo Stretto, perché è un viaggio tra affermazioni sentite e ripetute nel corso degli anni, dall'ultima, quella del ministro Tajani, il ponte serve per evacuare la Sicilia, alle frasi di Bonelli, Salvini, Tozzi, De Luca, Barbagallo, insomma tutti quelli che negli anni hanno parlato del ponte sullo Stretto, salvo poi in qualche modo anche rimangiarsi le idee iniziali. Quindi un pezzo divertente da leggere, lo trovate sulla Gazzetta del Sud. Andiamo a vedere invece la Sicilia, quotidiano di Catania, che mette in primo piano il piano di pace per l'Ucraina, quindi la politica internazionale, e poi lo sport con l'Italia del tennis che vince la terza Coppa Davis e la foto dei festeggiamenti. Ancora un'altra foto in pagina dedicata allo sport, quella di Forte, l'attaccante del Catania, che con un gol nei minuti iniziali della gara ha regalato la vittoria ai rossazzurri. Quindi Catania di nuovo in vetta alla classifica, complici anche i risultati delle avversarie Benevento e Salernitana, che si sfideranno domenica prossima, che si sfideranno domenica prossima, il prossimo turno di campionato, con un Catania insomma adesso che è la lepre da inseguire. Poi tante notizie.
che riguardano appunto anche la regione, con il racconto della visita di Conte in Sicilia, corruzione Sicilia sommersa, intervenga la Meloni, nella repliche della maggioranza di centrodestra che risponde dicendo tu sei fuori dalla realtà. Entriamo dentro il giornale, vediamo in pagina, eccolo qua, padre e figlia intrappolati in Iran, disavventura per un infermiere di Caltagirone che lancia un appello, lui si chiama Andrea Papale, la madre ha preso i passaporti, lui infermiere siciliano che viveva a Londra con la moglie iraniana, la moglie torna con la bambina in Iran, lui la visita, va a fargli visite periodiche, durante una delle visite non può tornare più indietro perché la moglie ha portato via i passaporti della bambina, quindi la bambina non può rientrare con il padre. I genitori della bambina sono separati da anni, legali abbiamo chiesto all'ambasciata di rilasciare un documento provvisorio di viaggio per il rimpatrio. Sta seguendo il caso la Farnesina che dice lavoriamo per una intesa. Ancora vediamo la corruzione o le accuse di corruzione che Conte fa alla politica siciliana, Sicilia sommersa, Meloni intervenga, il governo vada a casa. Qui in questa foto c'è anche Giuseppe Antoci che è uno dei nomi che si fa insomma, per il campo largo come candidato alla Presidente della Regione. Un altro dei nomi è quello di Ismaele Lavardera che trovate qui, eccolo qui, questo è Giuseppe Antoci, questo è Ismaele Lavardera, qui dietro c'è Leoluco Orlando, che rappresenta AVS, europarlamentare, quindi Alleanza Verdi e Sinistra. Il campo largo in questo momento si sostiene su questi tre partiti, Movimento 5 Stelle, Controcorrente e Sinistra, c'è anche il PD che però qui non c'è e bisogna vedere cosa faranno gli altri a partire appunto da Italia Viva e in questo caso Catena De Luca. Le parole di Schifani sul Sicilacque, nessuna responsabilità a carico della regione, il Presidente pubblica sul giornale una lettera a sua firma. Vediamo le pagine di Palermo e di Catania, della Sicilia, corse cancellate, troppi disagi, e questa è l'apertura delle pagine di Palermo, caos per il nuovo orario dei treni, pendolari contro la regione Trenitalia, nessuno ci ha consultati, quindi queste sono le polemiche. Poi i lavori sulla 19, sulla Palermo-Catania, ci saranno nuovi cantieri che dureranno circa un mese, e poi questa foto davvero che fa uno strano effetto, la Cala, che è il porticciolo di Palermo, il porticciolo turistico, diventa verde, identificato l'attivista Tintore, quindi una protesta a sfondo ecologista. Andiamo a vedere Catania, nella prima pagina, aveva l'auto imbottita di hashish, questa è una notizia di cronaca, ieri è stata trovata una donna, corriere della droga, con 52 kg di hashish divise in panetti in auto, decisivo il nervosismo della donna durante un posto di blocco. E poi cominciano già adesso, oggi vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, amateci con rispetto, cominciano le attività, la città contro la violenza di genere, open day nei consultori, incontri e spettacoli contro l'odioso fenomeno. Queste sono le notizie che riguardano invece Catania e la sua provincia. Chiudiamo con il calcio, con il Catania, eccolo qua, partiamo da questa notizia che è l'effetto Massimino. La partita, il Catania torna in vetta, quindi la cronaca della partita, decide forte, poi sofferenza fino alla fine, Cicirelli colpito duro, costretto a uscire subito, entra al suo posto Jimenez e manda a segno appunto il centravanti forte. Benevento KO, quindi dicevamo appunto le antagoniste del Catania per il primato in classifica. Benevento va KO a Cosenza, nel pomeriggio la Salernitana non va oltre il pari contro il Potenza, così la lotta continua, ma il Catania in questo momento è primo in classifica. Vediamo le reazioni, eccolo qua il tecnico toscano, reazione da gruppo, non c'è un Catania più forte soltanto nelle gare in casa, quindi difende il gruppo, motiva l'allenatore toscano proprio perché insomma in questo momento vede realizzarsi l'identità di una squadra abbastanza competitiva in campionato. Abbiamo saputo soffrire per un impatto importante, rammarico per un rigore non concesso e per il 2-0 mancato in più occasioni. Ancora l'ultima è
eccola qua, le reazioni insomma, dei calciatori. Corbari, che viene definito il 12° titolare, parla di Allegretto che è un vero esempio, chi entra in corsa o torna titolare dà il massimo con l'aiuto dei compagni, quindi a testimonianza che in questo momento il Catania sta vivendo un periodo di euforia, si trova qua in testa alla classifica, a pari punti con la Salernitana, 31, poi dietro Benevento a 29 punti, ma lunedì, 1° dicembre, avevo detto erroneamente domenica, lunedì 1° dicembre invece ci sarà la partita tra la seconda e la terza, il Catania che giocherà contro il Picerno in anticipo sabato potrebbe allungare ancora sulle dirette concorrenti, vedremo cosa succederà. Su questa notizia noi chiudiamo la nostra rassegna stampa di oggi, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon inizio di settimana a tutti.